Gente ci sta. Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stasera dobbiamo dire una cosa evidentemente fondamentale, dobbiamo intervenire su un tema decisivo per il futuro del paese, visto l'evoluzione del notiziario di giornata, visto che se ne occupano tutti i giornaloni, tutti i siti, ne parla chiunque. Ebbene, noi diciamo, ma chi se ne frega dello staff del ministro Giuli? Non ce ne frega nulla, è una non vicenda. Ci riferiamo a quello che invece sta diventando l'affaire politico del paese, e cioè al fatto che il ministro della cultura Alessandro Giuli ha deciso di revocare il suo responsabile della segreteria tecnica. Vedete, mi sto già annoiando solo a riferire le qualifiche, no, burocratiche. Comunque, Emanuele Merlino, e la capa della segreteria personale Elena Proietti. Sarebbero figure, soprattutto Merlino, vicine al sottosegretario a Palazzo Chigi Giovan Battista Fazzolari. A quanto si apprende, perché sono tutti lì i cronisti a rimpallarsi retroscena su questo affair fondamentale, Giulio è stato appena ricevuto un'ora a Palazzo Chigi, presente, immaginiamo, il Presidente del Consiglio Meloni, per riferire, confrontarsi su questo affair fondamentale. Allora, ovviamente è surreale solo dover dircelo che non ce ne frega nulla in un momento in cui il mondo è sull'orlo di un incendio globale. Tra pochi giorni si incontrano, avviene l'incontro decisivo per eccellenza, rispetto a cui tutti gli altri scenari sono subordinati, ovvero quello tra Donald Trump e Xi Jinping. C'è il dossier della guerra in Medio Oriente, c'è il palese sfilarsi dei pasdaran iraniani da qualunque vago negoziato serio per raggiungere una pace. C'è l'ostinazione tetragona, ormai acefala, dell'Unione Europea a reiterare le proprie gabbie masochiste, Green Deal, patto di stabilità, eccetera. Cioè, c'è questo scenario globale e i giornaloni ci parlano dello staff di Giuli. Ora, noi capiamo che lo facciano loro, no? Perché qualunque pretesto, ormai dal post-referendum in poi, si prende qualunque rimozione di qualunque usciere. Ora le due figure non sono delle usciere, erano delle due figure apicali nel Ministero, per carità, ma si fa di questa cosa specifica un casus belli per ovviamente irrorare la narrazione su un governo allo sbando e preparare le magnifiche sorti progressive del campo. Che lo fanno giornaloni mainstream e politici d'opposizione rientra nella commedia fisiologica, ma che si dia sponda addirittura a questa cosa, che se ne parli davvero anche diciamo in zona centrodestra, è surreale. Capiamo che questa cosa tocca dei nervi scoperti nella comunità di Fratelli d'Italia, per cui rimanderebbe a una atavica contrapposizione di bande interne. Tutto interessantissimo, ma anche no. Di nuovo non ce ne frega alcunché. Diciamo che il ministro Giuli ha tutto, da qui alla fine della legislatura, il tempo di segnalarsi per un'azione di governo incisiva, al di là del cambio o meno di nomine, anche perché per ora a fare gli onesti cronisti si ricorda la sua vibrante polemica contro la Biennale che ospitava il Padiglione Russo. Devo dire, polemica che avrei capito magari da altri, dal ministro della cultura un po' meno, no? Adesso penso solo al fatto che sport e cultura dovrebbero essere proprio le zone franche rispetto alle contrapposizioni belliche e geopolitiche, no? Le Olimpiadi durante l'antichità, di cui il ministro Giulio è un appassionato, nell'antica Grecia sospendevano i conflitti per tenere le Olimpiadi. Non credo che lui voglia suggerirci di rinunciare a tutto il patrimonio della cultura russa, perché al momento c'è la dittatura putiniana, ma comunque si è segnalato per questo e non per tantissimo altro, devo dire obiettivamente. Questa grande lotta all'egemonia culturale della sinistra, su cui lui nella sua carriera brillante giornalistica ha scritto dei meditabondi pezzi, spesso sul Foglio, molto articolati, a volte anche un po' criptici,
non ha prodotto al momento dei risultati misurabili, lo diciamo spiacendoci perché ne saremmo entusiasti. Quindi chi se ne frega del suo cambio di staff, chi se ne frega dei retroscena, delle letture politichesi, della guerra per bande. Non solo non è il tema centrale, non è un tema. Parliamo della realtà, non cadiamo nel tranello mediatico e speriamo che nella realtà si ripali del ministro Giuli per le sue iniziative di governo. Grazie a tutti, a domattina.